Angolo di Paradiso, paesaggio tropicale, una cascata unica. Mai visto qualcosa di simile? Un'esperienza fantastica, un incanto, magia pura. Un pezzo di Sardegna da portare negli occhi, nel cuore e sulla pelle per sempre. Ecco i commenti di chi ha visitato Sastidiosa. Camminata molto impegnativa, sia per scendere sia per salire. 2,2 km di sentiero, 350 metri di dislivello. Consigliamo scarpe da trekking, pantaloni lunghi, ovviamente costume e scarpette per camminare sugli scogli. Una cosa fondamentale, tanta acqua dentro lo zaino. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that incredibile. Ne valsa proprio la pena. È un po' rischiosa la cosa, bisogna stare attenti, però quando si arriva, ecco dove siamo, un posto incantato, cioè incredibile. Qua intorno un silenzio, vegetazione, pietre e acqua, non c'è altro. Siamo entrati in questa valle incredibile, scavata nei milioni di anni dal fiume Mendoza, che ha creato questo profondo canyon nel cuore vero della Sardegna, e non vediamo l'ora di tuffarci in questa piscina naturale assolutamente incredibile. È incredibile arrivare qua e trovarsi in questa natura. Fabio aveva proposto appunto questo viaggio, cosa che io subito avrei detto subito di no, però avresti fatto bene invece poi accettando si trova veramente in un'oasi che bisogna per forza venire. Ho visto delle foto su internet, delle immagini, anche dei video, però sì, è bellissimo, si vede lì, ma non rende, bisogna venire qua. Un posto incantato, veramente, veramente pazzesco arrivare qua e trovarsi davanti a tanta natura. Questo è Stidioso, proviene sicuramente da questa cascata dalle rocce, l'acqua come arriva fino alle rocce sottostanti sbatte, quindi si formano questi Stidioso in sardo, e da lì appunto Stidiosa. Mi accingo ad entrare nell'acqua e vediamo un po' il coraggio, ci sono anche dei pesciolini e insomma siamo penso 15 gradi, 17 non ci arriviamo sicuramente. È troppo bello. Adesso col microfono in mano non posso immergermi, devo tornare indietro. Lo sai che c'è il microfono? È troppo bello, è fantastico. Dopo prendiamo la GoPro per fare delle riprese all'acqua che scende dall'alto.
all'acqua stidiosa, appunto come porta il nome questa località e questo fantastico posto. Ah. È fatto il bagno, adesso poggiamo il microfono e prendiamo la GoPro, facciamo le riprese sott'acqua. Capolavoro della natura lungo il corso del fiume Flumendosa, che ricade nel territorio di Gadoni, da cui dista 15 km, proprio al confine con quello di Seulo, borgo lontano circa 8 km dalla meravigliosa e singolare cascata. Il nome significa letteralmente gocciolante e deriva da Isistidius, ossia l'effetto delle gocce d'acqua che cadono e, in questo caso, creano una cascata. Anzi, più che una cascata, una pioggerella, uno sgocciolio fitto fitto che scende da una sorgente carsica soprastante. Le gocce precipitano lungo un'imponente parete rocciosa levigata, perpendicolare all'alveo del fiume, caratterizzata da enormi concrezioni calcaree, depositate dal continuo scorrere dell'acqua e ampiamente ricoperta da piante idrofile, soprattutto capelvenere.
L'acqua sorgiva si divide in 1000 rivoli deviata da concrezioni e vegetazione. Il risultato è la fita pioggerellina, che precipita con uno stillicidio denso in inverno e pacato d'estate. Termina la caduta in un laghetto d'acqua verde smeraldo ai margini della sponda destra del fiume, dove nella bella stagione potrai fare il bagno mentre assisti allo spettacolo. E anche con questo video concludiamo, ci vediamo in una prossima spiaggia, in una prossima montagna, magari un'altra prossima cascata. Cosa ne dici, Fabio? Un'altra prossima avventura, sempre accompagnati da tanta gioia, serenità, disagio, mischiate tutti insieme, ma sempre all'avventura con Domenico e Mattia. Ci vediamo su Sardinia Filmmaker. Allegri, pimpanti, i giovanotti che hanno superato la mezza età dimostrano le proprie capacità, questi ragazzini che hanno tanto da imparare. Andiamo, vieni Omar, vieni. Don't try this at home, non fatelo a casa, fatelo qua.